Ciao a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio. Oggi, come avrete letto dal video, parliamo dell'incredibile retrocessione in Serie B del Verona 2001-2002, un argomento e una storia che ho sfiorato anche qualche tempo fa quando ho parlato della carriera di Alberto Malesani e ho parlato di questa stagione che probabilmente è stato un po' lo spartiacque in negativo della carriera dell'allenatore veronese, che forse se fosse riuscito a lasciare la squadra della sua città in una posizione di classifica migliore avrebbe avuto delle chiamate anche più prestigiose e più importanti di quelle che ci sono state successivamente. Ma la retrocessione del Verona nel 2002 è qualcosa da raccontare non soltanto per il crollo che c'è stato nella seconda parte di campionato, ma anche per i calciatori che aveva quella squadra. Forse allora non famosi ed esperti come lo sono stati qualche anno dopo, ma certamente di talento e di qualità. Io vi faccio vedere intanto l'album con la prima pagina, ovviamente con lo scudetto e con proprio Malesani lì, e poi vi faccio vedere un po' i giocatori. Prima ve ne cito qualcuno, io vi dico solo i campioni del mondo, vi dico che c'era Oddo, vi dico che c'era Camoranesi, vi dico che c'era Girardino, in più c'era Adrian Mutu, in più c'è anche Vincenzo Italiano, che è l'attuale allenatore del Bologna, che qui vedete con i capelli completamente diverso da come è adesso. Questo è il Verona. E adesso iniziamo a raccontare un po' la storia. Questa è anche l'ultima parte dove ci sono anche gli altri giocatori, però un po' meno importanti, a parte Cassetti, che poi ha giocato nella Roma. C'era Dainelli, c'era il portiere russo Nigmatullin, che credo giocò una partita sola, quella persa 3-0 contro l'Inter, in cui fece un paio di papere anche sotto l'acqua, sotto la pioggia, però tant'è. Partiamo da che cosa successe in estate. Il Verona si era salvato vincendo lo spareggio contro la Reggina. L'allenatore era Attilio Perotti, che viene sostituito da Malesani, che torna a Verona dopo gli anni in cui aveva allenato il Chievo, e dopo l'esonero con il Parma. Era stata un po' turbolenta l'esperienza con il Parma, aveva vinto tante coppe ma non era riuscito a vincere lo scudetto col Parma, e per questo era stato sempre un po' beccato da un pubblico che si era un po' imborghesito, ma è anche vero che il Parma aveva speso talmente tanti soldi negli anni che quello scudetto forse sarebbe dovuto e potuto arrivare. Però Malesani vuole rimettersi in pista, vuole rimettersi in carreggiata, riprendersi come allenatore. Lo fa scegliendo di ripartire dalla squadra della sua città, dal Verona, e il Verona 2001-2002 parte benissimo. Pensate che resta imbattuto nelle prime 3 giornate, perde solo la quarta giornata contro l'Atalanta, ma soprattutto ferma alla prima giornata i campioni d'Italia della Roma 1-1, gol di Samuel e pareggio di Oddo con un tiro cross che beffa il portiere della Roma. Io qua, per aiutarmi anche con la classifica, vi ho portato il mio quaderno. Io seguivo così le partite, scrivendo tutti i risultati e tutti i marcatori con la classifica sotto, quindi adesso mi aiuto con quello che io stesso più di 20 anni fa ho fatto. C'è una partita che è importante. Intanto il Verona trova un grande bomber come Adrian Mutu, che tra l'altro io mi ricordo benissimo che quell'anno avevo preso al fantacalcio a 2 spicci perché pensavo che potesse essere un acquisto decente. Mi ricordo che in quella squadra, adesso non mi ricordo ovviamente tutti i giocatori, ma mi ricordo che in attacco avevo Montella, che fece 4 gol al derby con la Lazio, Maniero, che nonostante la retrocessione del Venezia segnò tanto, e Mutu, che segnò tanto nel Verona. Adesso non mi ricordo ovviamente tutta la rosa. Il Verona comunque parte benissimo. Tra l'altro Verona diventa un po' la capitale d'Italia in quel 2001-2002, col Chievo che parte fortissimo, addirittura da neopromossa, da debuttante assoluta, si porta addirittura in testa alla classifica, e il Verona è oltre il centro classifica. Qualcuno inizia a sussurrare addirittura che Verona nella stagione 2002-2003 possa portare 2 squadre
in Europa il Chievo appunto e il Verona. Arriva poi proprio il derby contro il Chievo, che io adesso vi porto. Intanto c'è un pareggio con la Juventus 2-2, col Verona in vantaggio 2-0 il 4 novembre, poi pareggio della Juve nel finale. Eccolo qui, il 18 novembre all'11ª giornata si gioca a Verona-Chievo, è la partita che è un po' lo specchio del girone d'andata meraviglioso del Verona. Il Chievo va in vantaggio 2-0, gol di Heriberto e calcio di rigore di Corini. Un diluvio, un nubifragio incredibile sul Bentegodi. Il Verona torna in partita col rigore di Oddo prima della fine del primo tempo, pareggia con l'autogol di Lanna a metà del secondo tempo e vince con una zampata di Camoranesi al 26esimo della ripresa, con un'esultanza di Malesani che si inginocchia sotto la curva alla fine della partita e sarà anche un po' criticato dai tifosi del Chievo, che lo vedono un po' come una sorta di tradimento e anche di presa in giro nei confronti dei suoi vecchi tifosi, e lui risponderà anche in maniera un po' piccata che come a dire, se non esulto dopo una vittoria del genere, quando devo esultare. E pensate che alla fine di quell'11ª giornata, nonostante la sconfitta, il Chievo è in testa alla classifica con 20 punti e il Verona ne ha 16. Il Verona ha gli stessi punti del Milan, 16, ha 2 punti in più della Lazio, che ne ha 14, ed è a 3 punti dal secondo posto dell'Inter, che ne ha 19. Sembra veramente una stagione magica per i veronesi, che poi battono il Brescia. Alla 17ª giornata, quindi alla fine del girone d'andata, che termina con l'inizio dell'anno nuovo, il 6 gennaio, il Verona batte 1-0 il Piacenza, gol di Zanchi, il difensore Zanchi, e chiude il girone d'andata con 25 punti al 7° posto della classifica. Verona e Lazio hanno 25 punti, 7° posto insieme alla Lazio, e pensate che la Juventus, che in quel momento è quarta, ne ha 31. Quindi il Verona può veramente ambire, adesso ovviamente non allo scudetto, qualcuno fa il paragone con la storica stagione 84-85, ma il Verona non può competere per lo scudetto, ma può certamente quantomeno provare a raggiungere la Coppa UEFA. Nel girone di ritorno succede veramente di tutto, e io credo che qualcosa e qualche crepa sia cominciata proprio con la prima partita del girone di ritorno, il 13 gennaio, Roma-Verona, una partita che io andai a vedere con un mio amico allo stadio, e fu una partita divertentissima. Il Verona andò in vantaggio di 2 gol, 2-0 con doppietta di Mutu. La Roma rientrò in partita con il gol di Assunção all'inizio del secondo tempo, pareggiò con un gol bellissimo di Cassano in mezza rovesciata e vinse 3-2 col gol di Batistuta proprio al 90esimo. Quella partita lì probabilmente minò e ruppe delle certezze di quella squadra, che si sentì vulnerabile, che si sentì forse non più in grado di raggiungere certi livelli, nonostante la classifica fosse ancora ottima. E da lì fu una sorta di caduta verticale di quel Verona, perché è vero che la partita dopo vinse 1-0 col Venezia, gol di Oddo, è vero che qualche risultato buono arrivò, probabilmente però 2 o 3 risultati consecutivi negativi allontanarono i gialloblu dalle zone, diciamo, europee, e il Verona iniziò piano piano a perdere terreno. E io mi ricordo che dopo qualche sconfitta, dopo qualche battuta d'arresto, qualcuno chiedeva a Malesani se non iniziasse a preoccuparsi di quell'andamento, e lui diceva: ma non stiamo andando bene, però insomma tutto sommato abbiamo un buon margine di sicurezza nei confronti della zona retrocessione. Quello fu il grave errore probabilmente di tutto quel Verona. Nessuno riuscì a rendersi conto che la squadra era veramente in caduta libera, e c'è una partita che adesso vi dico anche il giorno qual è, che il Verona perse in casa contro il Torino, gol dell'uruguaiano Franco, Verona-Torino 0-1. Adesso vi vado a trovare, vi vado a cercare
il giorno di quella partita, eccolo qui, è il sabato di Pasqua, perché lo riconosco da Milan-Parma, 30 marzo 2002, Verona-Torino 0-1, a quel punto il Verona ha 35 punti e le quartultime che sono Brescia e Piacenza ne hanno 33. Lì inizia a preoccuparsi anche Malesani, perché mi ricordo che all'intervista è preoccupato, lui disse beh sì, adesso sì, però probabilmente inizia a essere tardi per quel Verona che ha perso tante certezze e ha perso soprattutto quella leggerezza e quella tranquillità con cui giocava nel girone d'andata, con cui giocava all'inizio. C'è tanta delusione anche nel pubblico, che però a quel punto spera nella salvezza. Le ultime 5 giornate del Verona sono un autentico disastro, anzi, a dire la verità, il pareggio della settimana successiva a Brescia lascia un po' tutto inalterato e fa più comodo al Verona che al Brescia. Alla 31esima giornata addirittura arriva la vittoria contro l'Udinese 1-0 e sembra fatta. Il Verona ha 39 punti. Oggi sarebbe veramente impensabile retrocedere con 39 punti. Il Verona però perde 5-4 contro la Lazio alla 32esima giornata, a 2 giornate dalla fine a 39 punti, e Udinese e Brescia ne hanno 37, le ultime 3 sono già retrocesse, Lecce 28, Fiorentina 22, Venezia 17, sembra impossibile per il Verona retrocedere. Il problema è che il Verona ha un calendario antipatico, perché alla penultima giornata c'è il Milan e all'ultima giornata c'è lo scontro diretto contro il Piacenza e il Verona perde. Tanti parlano della Fatal Verona per il Milan, ma quello è stato veramente il Fatal Milan per il Verona, perché Verona-Milan è una partita incredibile. Il Verona va in vantaggio con Mutu, il Milan sbaglia un rigore con Serginho, nel secondo tempo pareggia con Inzaghi e vince la partita con Pirlo. A quel punto, a una giornata dalla fine, la classifica è questa: Verona e Piacenza 39, Brescia 37. All'ultima giornata c'è proprio Piacenza-Verona e Brescia-Bologna. Il Bologna è addirittura in corsa per il quarto posto, il Brescia batte 3-0 il Bologna e incredibilmente il Verona si scioglie proprio come neve al sole a Piacenza, perde anche lì 3-0, gol di Volpi e doppietta di Hübner, e incredibilmente retrocede. Io vi dico soltanto che il Verona alla 17esima giornata, come vi ho detto poco fa, aveva 25 punti e retrocede con 39. È veramente incredibile il crollo che c'è stato in quel girone di ritorno per la squadra di Malesani. Malesani probabilmente non si è più ripreso da quella sconfitta. Tra l'altro il Verona ci ha messo più di 10 anni per tornare in Serie A, è finito addirittura in Serie C, ha avuto delle tribolazioni societarie incredibili. Chissà che cosa sarebbe successo se quella stagione del Verona fosse andata in maniera completamente diversa. Per me quella e la retrocessione della Fiorentina nel 92-93 restano le 2 retrocessioni più incredibili nella storia della Serie A. Mi raccomando, iscrivetevi al canale qui sotto, tanto è sempre gratis, e ci vediamo domani.